Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla 53esima lezione di Radiestesia Basic del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, noi oggi parleremo un po' di rimettere in sesto la situazione dopo questo lockdown, questo blackout, diciamo, della situazione stivale dell'Italia, e quindi partiamo con dei piccoli aiuti radionici, usando sia radionica e radioestesia. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegan, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove, lo sapete, alle 20:30 ormai ogni lunedì sera il Ildegan e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Vi ricordo che d'ora in avanti il Ildegan alle 21:30, dopo praticamente la lezione di esoterismo, partirà subito con sibille interattive gratuite al lunedì sera dalle 21:30 in avanti fino alle 10, e quindi ci sono le domande gratuite del Ildegan. I link sono sotto in descrizione per potervi collegare ai nostri gruppi e ai nostri canali, e se volete lasciare un commento, il vostro Marietto contento, e anche un bel super like. Bene, parliamo un po' di questo periodo di transizione che stanno vivendo molti italiani e che hanno bisogno prima di tutto un piccolo rinforzino. Allora, la prima cosa, il vostro Marietto, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di andare a vedere il video in cui parlo come fare il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato e la meditazione sulle stelle di Davide. Questo è molto importante. Dopodiché vi consiglio di osservare attentamente la croce cosmica, perché è una protezione molto potente. Bene, per qualche minuto, così che si fissi bene nel vostro subconscio e inconscio. Fatto questo, partiamo subito con questa piccola lezioncina dalla 53esima lezione di radiestesia, proprio per tirarci un po' fuori, un po' su di morale. Quindi partiamo col quadrante radiostesico per la valutazione. Voi lo sapete che lo potete trovare tranquillamente nel sito del capitano.altervisto.org. Si mette qui il testimone e si chiede se questo percorso di aiuto può essere utile a noi. Chiaramente il pendolino va sul sì, quindi questo trattamento radionico può servirci tranquillamente a noi. Bene, fatto questo, siamo sicuri che questo trattamento sarà per noi, quindi sempre chiedere, non mi stancherò mai di dirlo, sempre chiedere al pendolino se questo trattamento o i circuiti che state utilizzando vanno bene per la vostra situazione o per le situazioni in cui voi intervenite anche per altri. Passiamo al prossimo quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, quindi pendolino, testimone, e chiedete come sarà. Quindi vedete che sarà su molto favorevole, quindi il risultato molto probabilmente sarà positivo. Vedete? Bene, passiamo al prossimo. E qui vediamo un po' valutazione dell'intervento eterico, perché appunto per queste persone che oggigiorno, come si suol dire, vengono fuori da questo periodo di, non diciamo incubazione, ma neanche di segregazione, ma insomma di chiusura in casa, ci possono essere stati dei sviluppi negativi, sia per attacchi di parassiti, sia di vampiri energetici e quant'altro, e quindi chiediamo che intervento dobbiamo fare. Quindi chiaramente mettiamo il testimone e il pendolino ci dice che dobbiamo usare la Polonius, perché si vede che abbiamo qualche parassita astrale importante. Bene, passiamo al prossimo, e qui abbiamo la Polonius. Come si usa? Si mette il testimone qua e si prende il pentolino e si valorizza. L'ideale sarebbe anche chiedere il tempo, di quanto tempo può stare il vostro testimone nella Polonius. Il vostro Marietto vi consiglia massimo un mese. Comunque magari se chiedete al pendolino quante ore, magari vi dice 7 ore. Se uno non ha spazio, magari può solo ottenere 7 ore. Eventualmente lo posizionate massimo un mese. Però andiamo avanti, usiamo altri circuiti che il vostro Marietto ha messo a disposizione, proprio per uscire da questo lockdown, da questo periodo nefasto in cui molti italiani si sono trovati.
usiamo anche il circuito radionico induttore magnetico, quindi mettiamo, per rinforzare la forza magnetica vitale delle persone, anche la forza di volontà e la forza curativa. Quindi mettiamo il testimone, valorizziamo il tutto, che può essere una fotografia, può essere un capello, un'unghia, insomma qualsiasi cosa, la persona ha anche il nome scritto su un foglietto di carta. Quindi lo lasciamo massimo un mese a lavorare, perché è una macchina radionica molto importante. Poi andiamo al prossimo, questo circuito che serve per aiutare le persone a difendersi dagli attacchi di panico. Questo non ha neanche bisogno del pendolino, mettete il vostro testimone e lo lasciate, in questo caso qui invece non massimo un mese, ma fin quando la situazione di panico non migliora. Cioè questo circuito si usa solamente quando, ad esempio, si ha un attacco di panico imminente o magari un colloquio di lavoro in cui ci si sente un po' debolucci. Quindi non è da usare sempre, ma da usare solamente nei momenti in cui si ha sicuramente la visione che si avrà un attacco insomma, quando si sa che si avrà paura. Quindi prendete questa macchina radionica, mettete la vostra fotografia e la posizionate un giorno prima dell'annunciato avvenimento. Cioè, se voi sapete che andate per un colloquio di lavoro, per incontrare un fidanzato o dovete discutere con qualcuno e pensate di andare in panico, usate questo circuito. Finito il vostro colloquio, staccate la fotografia e lo mettete a riposo. E poi abbiamo questo circuito psicoemozionale che serve per dare serenità. Questo invece lo potete sempre lasciare attivo, cioè mettete la vostra foto e lo posizionate in un posto sicuro. Bene cari amici, il vostro medietto ha finito qui. Vi ringrazio di avermi seguito, di avermi ascoltato e vi ricordo che ci sono altre 52 pillole che più o meno parlano sempre di circuiti radionici e quadranti radiostesici, e se vi è piaciuto lasciate un bel commento o anche un super like. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!